Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro consueto appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Iniziamo, come sempre di consueto, con la Serie A. È stata una giornata molto particolare, infatti tutte e tre le big del nord Italia, le famose strisciate, sono risultate sconfitte. Ma andiamo con ordine. Alle 12:30 di domenica l'Udinese ha battuto 3-1 l'Inter in casa, nello Stadio Friuli, con una fantastica prestazione di puro dominio fisico, in cui non ha permesso ai giocatori nerazzurri di esprimere il loro possesso palla e le azioni offensive. Pensate che l'Inter era andata in vantaggio dopo soli 5 minuti con una splendida punizione di Barella e nonostante questo ha sofferto tutta la partita, tanto che già al 30° minuto il tecnico Simone Inzaghi aveva effettuato 2 sostituzioni. Questo però non è servito a far cambiare ritmo e impostazione alla squadra ed è così arrivata una sconfitta 3-1. Passiamo ora alla Juventus, che invece ha perso 1-0 contro il Monza allo stadio Brianteo. Per il Monza si tratta della prima storica vittoria in Serie A della sua storia. Monza che trova una vittoria nel momento più inaspettato, subito dopo il cambio allenatore, in cui l'allenatore della primavera, Palladino, aveva preso il posto dell'allenatore della prima squadra, Stroppa. La partita è stata decisa al 40° minuto dall'ingenuità di Ángel Di María. L'attaccante argentino della Juventus ha colpito con una gomitata un avversario, causando così un'espulsione diretta e lasciando la Juve in 10 uomini. Da qui è iniziata una partita di sofferenza per la squadra bianconera, che ha cercato di difendersi e ripartire, ma soffrendo sempre di più le azioni offensive del Monza, fino a quando l'attaccante danese Gil Teicher non è riuscito a segnare uno splendido gol sotto porta che è valso ai biancorossi la prima vittoria. Monza che così almeno muove un po' la classifica. Terminiamo con il Milan, che è uscito sconfitto dal big match della domenica sera contro il Napoli. Nello stadio di San Siro abbiamo visto un primo tempo combattuto in cui il Milan ha creato di più senza riuscire a concretizzare, mentre nel secondo tempo, su un'iniziativa del fenomeno georgiano Kvaratskhelia, il Napoli ha subito un fallo da rigore che ha realizzato poi con Matteo Politano. Il rigore, calciato non perfettamente, è terminato proprio sotto la pancia del portiere rossonero in tuffo. Il Milan però ha saputo subito reagire molto bene, ha creato numerose occasioni da gol fino a trovare la rete del pareggio con Olivier Giroud. Qui, nel momento in cui ci si aspettava che i rossoneri continuassero la loro offensiva, è arrivato in modo inaspettato il gol del Ciolito Simeone. Subentrato dalla panchina, ha ricevuto un pallone a spalle alla porta, l'ha difeso, l'ha rigirato sulla fascia ed è andato a raccogliere di testa il cross in area. Con una splendida girata l'ha piazzato all'angolino. Napoli che possiamo dire cinico e bravo a sfruttare i duelli individuali vinti e concretizzando il risultato. Milan che invece ha sprecato molte delle occasioni, di cui soprattutto una decisiva nei minuti finali con Pierre Kalulu, il difensore centrale rossonero, che si è trovato a recuperare un pallone, far ripartire il contropiede e è arrivato a calciare praticamente dentro l'area di rigore, quasi sulla linea dell'area piccola, ma colpito soltanto la traversa. Milan che comunque può affrontare con serenità la sosta, date le sconfitte delle altre avversarie e soprattutto per l'ottima prestazione che ha saputo dare in campo e che sicuramente porterà molte altre vittorie in altre occasioni. Per la Serie A è tutto, concludo soltanto dicendo con le vittorie nette della Lazio per 4-0 e quella invece di misura dell'Atalanta contro la Roma, che nel big match dell'Olimpico è valso i primi 4 posti in classifica. Passiamo ora al ciclismo. Ci sono in questo momento in Australia, a Wollongong, i mondiali di ciclismo. Per il momento ci sono state soltanto le prove a cronometro, in cui abbiamo visto Filippo Ganna perdere la maglia di campione del mondo dopo 2 vittorie consecutive. Il verbanese ha concluso purtroppo solo al 7° posto la sua gara, con il titolo che è andato a Tobias Foss, giovane norvegese, fenomeno diciamo inaspettato.
Da segnalare invece le ottime medaglie per le azzurre Under 23 che hanno vinto il titolo in linea e un bel bronzo nella prova a cronometro. Termino con la Davis Cup, la coppa di tennis, in cui l'Italia ha vinto il suo girone a Bologna con 3 vittorie nette contro l'Argentina, la Croazia e la Svezia. Quest'ultima la più sofferta, vinta per 2-1 dopo la fantastica vittoria in doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini. Da segnalare la sconfitta di Jannik Sinner nell'individuale. Il giovane altoatesino non ha ancora trovato completamente il ritmo dopo gli US Open e dopo la dura sconfitta che ha subito contro Alcaraz. Speriamo che si possa rifare, anche perché a novembre ci attendono le fasi finali, in cui l'Italia affronterà prima gli Stati Uniti e poi si vedrà come andrà. Ma comunque è una delle favorite della competizione. Speriamo in bene e incrociamo le dita. Per questa settimana, con Passione Sportiva di Mattia è tutto. Ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti!